Siamo qui con il professore docente dell'Università di Palermo, il professore Mirto, già docente dell'Università di Palermo, facoltà di Scienza della Formazione, Scienza della Formazione. Professore Mirto, la storia è il rapporto con il suo popolo, come avviene la conoscenza, come avviene questa simbiosi se non c'è un collegamento fra la storia e il popolo di oggi? Se noi facessimo parte di uno Stato civile, il problema non ci sarebbe, perché lo Stato civile lascerebbe a ogni sua articolazione l'autorizzazione a parlare della propria storia. Purtroppo noi facciamo parte di uno Stato che per tanti aspetti non è Stato civile, per tanti aspetti. E uno degli scopi di questo Stato era quello di distruggere l'identità di intere popolazioni, e quindi anche della popolazione siciliana, cancellando la storia siciliana. Qual è il motivo? Che un popolo da asservire si priva della propria storia, si convince che non c'è una storia, e allora a poco questo popolo si convince che la storia sua è la storia dei padroni, dello Stato dominante, e finisce per perdere la propria identità. È una operazione che è stata fatta con un grande spiegamento di mezzi. Da 150 anni a questa parte, io non dico che furono quelli che la cominciarono, ma se ho fatto un conto capite che sono quelli che da 150 anni hanno tolto la storia, e l'hanno fatto con arroganza, in maniera grezza, per cui non è difficile smontarle, però c'è quando ti fanno parlare, non ti danno nessuno spazio, per cui ha difficoltà e chiede ad informare la gente. Ora, a proposito di storia siciliana, il periodo del Vespro fu per la Sicilia e per Messina un momento magico. Non solo Messina fu protagonista di una resistenza leggendaria a preponderanti forze nemiche, ma per tanti aspetti mostrò che il popolo siciliano era un popolo superiore. Io vorrei citare una cosa, la battaglia navale di Capodorlando, quando la Sicilia, aggredita da mezza Europa, a Capodorlando subì una rovinosa sconfitta in campo navale, e la flotta siciliana era comandata in persona dal re di Sicilia, Federico III. Ora a Messina non solo non ci furono recriminazioni per la sconfitta, che forse qualche errore era stato fatto, ma quando si seppe che la nave ammiraglia in fuga, dove era il re, stava entrando nel porto militare di Messina, i messinesi accorsero in massa ad accogliere il sovrano sconfitto, dicendogli che nulla era perduto se Federico era vivo. E Federico, commosso, disse che un popolo come quello siciliano non poteva essere distrutto da nessuna forza straniera. Evidentemente in quel momento il popolo siciliano era un popolo eccezionale, ma tutto questo lo so io, lo sa l'amico editore Baele, ma è stato fatto il possibile per evitare che lo sapessero anche i siciliani. Grazie per l'intervista. Grazie a lei, professore. Era intorno a 5 minuti.